Iniziamo con ordine. Partner della nostra settimana sanremese qui a Casa Sanremo è un'isola straordinaria che più o meno tutti abbiamo almeno visitato una volta nella vita, almeno mi auguro, e se così non è allora vi invito a farlo. Stiamo per volare in Sardegna e con la Sardegna faremo più di un appuntamento qui nel nostro programma. Allora iniziamo a raccontare un po' di cose partendo anche dal nostro amico Beppe Convertini, che ovviamente è sempre un po' con noi, ovunque noi siamo c'è anche lui. Ha intervistato Gianni Chessa, assessore al turismo, artigianato e commercio della regione Sardegna, per raccontarci anche di questo programma Quality World, ovviamente firmato Sardegna. Vai regia. Valorizzare le antiche tradizioni di questa regione, promuovere il suo vastissimo patrimonio agroalimentare, sviluppare uno stile di vita sano in armonia con l'ambiente sono tra gli obiettivi prioritari del progetto Insula Sardinia Quality World. Un modo di vivere, pensare e agire che mi sta regalando una conoscenza ancora più ampia e profonda di questa magica isola al centro del Mediterraneo. Gianni, folklore, musica, tradizione, enogastronomia, eccellenze e bellezze di una terra straordinaria dove tu sia la guida del turismo e anche quel mix tra tradizione e innovazione che tu porti con questa guida. I miei cambiamenti sono proprio questi: ripartire da chi eravamo a chi siamo, ripartire dalle tradizioni, dai nostri costumi, proprio le tradizioni sono qua, presenti con noi oggi. Noi promuoviamo unicità, non competizione, questa è la Sardegna. Qual è la tua idea di Sardegna? Quella di portare la Sardegna nel mondo e poi portare il mondo in Sardegna proprio da queste tradizioni qua. Questa è l'isola dei centenari. Pensate che la media mondiale è di 8 centenari ogni 100.000 abitanti. Ma com'è il sardo caratterialmente? A volte è un po' geloso, però è una persona che per l'ospitalità, guardate, è conosciuto, è generoso, è un popolo di brava gente. E abbiamo tanto da offrire. Noi offriamo enogastronomia, tradizioni, cultura, archeologia, storia identitaria e storia millenaria. Questa è la Sardegna vera, la Sardegna autentica. Ringraziamo Beppe Convertini insieme all'assessore Gianni Chessa che ci hanno raccontato i preziosi contenuti del programma marketing territoriale Insula Sardinia Quality World. E a proposito di qualità, a proposito di eccellenza, come sapete abbiamo anche un altro appuntamento fisso qui all'Italia in vetrina, quello con il Cooking Show. Il Cooking Show quest'anno ecco, lo facciamo nella Sardegna Roof, praticamente a poca distanza da noi, e c'è sempre Rossella Pisaturo che intervista straordinari chef che poi ci raccontano i territori attraverso le loro ricette, attraverso i loro piatti e anche attraverso interessanti abbinamenti di vino. Vero Rossella? Ciao Veronica, buon pomeriggio, grazie. Noi siamo felicissimi, soprattutto io sono veramente tanto entusiasta quest'anno di essere nuovamente qui all'interno della sala Roof di Casa Sanremo, quest'anno targata Sardegna, e iniziamo così, tagliamo simbolicamente il nastro proprio con la Regione Sardegna perché sono in compagnia dello chef Pierluigi Fais. Buon pomeriggio chef. Buongiorno.
Come va? Bene, tutto bene. Tutto sì, bene, ci siamo. Allora, come ho detto appunto in apertura, la Sardegna quindi è in qualche modo protagonista della Sala Ruff, appunto di Casa Sanremo, ma soprattutto di questo show cooking. Che cosa ci prepara? Oggi abbiamo preparato un risotto partendo da un riso carnaroli di Oristano che viene mantecato con zucca, pecorino, poi lo completiamo con la bottarga e la salvia. Allora, che meraviglia, mentre lei già ha iniziato a preparare, chiaramente perché ci vogliono i tempi, siamo in chiusura, però partiamo un attimo dalle basi proprio per far capire ai nostri telespettatori che cosa abbiamo bisogno per preparare questo risotto di Oristano. Allora, gli ingredienti, mentre lei gira, ci vuol spiegare? Allora, abbiamo tostato il riso, poi l'abbiamo sfumato con il vino con cui abbineremo poi il piatto, che è Gioias. Ne parliamo tra pochissimo. Del vino. Appunto il riso è carnaroli, è coltivato nella piana di Oristano, in questo caso è il riso di Ferrari. Il riso è quasi pronto. Gli ingredienti, sì. un attimo. Allora, quindi prima abbiamo tostato il riso, poi a metà mantecatura... Qui cosa c'è? A metà mantecatura abbiamo aggiunto la crema di zucca. Ah, quindi questa è la crema di zucca. Esatto. Come si prepara facilmente? L'abbiamo fatta tostare in forno, poi l'abbiamo finita di asciugare, insomma, affinché il sapore fosse più concentrato, e successivamente l'abbiamo frullata. Ok. Questi altri Esatto, poi abbiamo il burro acido. Questa qui? Esatto, che ci aiuta a sostituire la cipolla al risotto e quindi ci dà una particolare nota acida e anche la cremosità del burro. Ok, e quest'altra cremina qui cos'è? Io Quella sono curiosa, quindi devo chiederle tutto. Quella è la crema di bottarga con cui concluderemo il piatto, è realizzata con bottarga che viene frullata, emulsionata con olio e acqua. Ok, perfetto. Poi per mantecare abbiamo utilizzato un pecorino semistagionato. Insomma, per dare Ha fatto qualcosa di particolare? No, come si prepara un risotto normale, abbiamo qualsiasi? tostato il riso, poi abbiamo sfumato, abbiamo continuato la cottura aggiungendo dell'acqua e successivamente a metà cottura abbiamo iniziato ad aggiungere qualche ingrediente. Questo vino, Esatto. Allora lei appunto ha scelto questo binomio, quindi riso con vino bianco per un motivo in particolare? Sì, allora qui abbiamo un cannonau vinificato in bianco, siamo a Oliena, quindi proprio nel centro della Sardegna, la cantina Puddu è uscita con questo vino che è stata un po' una novità perché non ci sono tante cantine che vinificano questo genere di vino. Quindi è comunque un vino di struttura, di piacevolezza, perché il piatto, nonostante ci sia la bottarga, ha la dolcezza della zucca, l'amaro e il salato della bottarga è già bilanciato, ma è un vino, abbiamo bisogno di un vino quindi strutturato con la quale abbiamo... Parliamo di qualità nutrizionali di questo piatto, perché effettivamente sono ingredienti, tra virgolette, semplici, un po' più complessa forse è la zucca da preparare, però comunque no, ma si può fare molto anche in casa semplice. tranquillamente, basta un forno Perfetto. normale, insomma si tosta prima a 180 gradi per mezz'ora e poi la lasciamo un'altra oretta ad asciugare a 100 gradi, in modo che l'acqua evapori e il sapore della zucca rimanga più concentrato. Quanto tempo ci vuole in tutto, insomma, per... Ma se si è ben organizzati con tutta la cottura, insomma, in un'ora e mezza abbiamo fatto la ricetta, ma non dobbiamo stare appresso al piatto tutta l'ora, insomma. Poi la particolarità è la cottura del riso, che ha bisogno sempre di stare appresso alla cottura del riso, dobbiamo starci dietro perché va sempre mantecato. Bene, allora la novità di quest'anno rispetto allo scorso anno, lo diciamo a Veronica e chiaramente a tutti i telespettatori, è che non ci concentriamo solo quindi sul piatto, sul vino, ma ci concentriamo anche sui cocktail. Quindi noi ogni giorno penseremo a un cocktail del giorno, appunto si chiama così, e io chiamo il barman di fiducia, in realtà si alterneranno appunto nel corso di questi giorni, ma è con noi il barman Daniele Russo, a cui chiedo chiaramente di raggiungermi. Buon pomeriggio. Ecco, da questo lato il cocktail già l'abbiamo preparato, però lo facciamo vedere. Ti vuoi avvicinare a me? Si chiama Mojirto. Mojirto. Ed è un'unione? È praticamente immagino, no? una rivisitazione del classico mojito. Diciamo, come è preparato? Allora, abbiamo preparato il nostro mojito con del succo di limone, delle foglie di menta, dello zucchero, che appunto vanno ad esaltare le proprietà e le caratteristiche del nostro prodotto, che è un liquore al mirto bianco. Ah, lo per posso esaltare assaggiare? appunto. Assolutamente sì. Ma gradazione come stiamo? Gradazione alcolica non è molto alta, infatti questo è un cocktail che possiamo bere Due a alla tutte volta, le ore. stomaco vuoto?
diciamo che bisogna sempre bere Vabbè. con moderazione, però diciamo la gradazione non è molto alta, infatti è anche un drink da poter bere a tutte le ore, un drink molto fresco. Ma poi appunto è fresco, è molto Assolutamente semplice, sì, no? sì. Quelle note Poi della appunto c'è il succo di limone con le foglie di menta che vanno a esaltare appunto il profumo del nostro liquore al misto bianco. Perfetto, allora io chiedo chiaramente di restare qui e di Assolutamente. tenere perché Assolutamente è sì. freddo, non è proprio ghiacciato. Nel mentre io ho chiesto al mio chef di impiattare il nostro risotto, così siamo in chiusura. Ah, ok, quindi va sopra questa cremina che Esatto. abbiamo appunto detto prima. E ci siamo, il vino lo abbiamo, quindi a parte il vino, poi dopo il cocktail è prima o dopo questo piatto secondo lei, chef? Ma Facciamo un forse aperitivo prima? Forse potrebbe starci anche insieme, insomma. Insieme, è Alterniamo d'accordo? lo stesso Potrebbe di vino, essere lo una stesso bella di cocktail. accoppiata. Il nostro Daniele è d'accordo? Assolutamente sì. Perfetto, allora noi ci siamo veramente qui sulle fasi finali. Io ringrazio il barman per aver Grazie a preparato voi. e averci Grazie a te. soprattutto spiegato perché questo è origini, insomma questo cocktail è Ha targato origini anche sarde, Sardegna. assolutamente Perfetto, sì. allora il nostro barman Daniele Russo con lo chef Pierluigi Fais dalla Sala Ruff, in particolare la Sardegna, il nostro risotto, è tutto a linea in studio.